Si terranno venerdì prossimo 16 marzo i funerali di Ivano Beggio, lo storico patron dell'Aprilia, all'addio alle 11 nella chiesa di Asolo, dove viveva da tempo con la moglie Tina e il figlio Gianluca. Persona amorevole, uomo rimasto umile nonostante i grandi successi, Ivano era rimasto uno di noi, dice uno dei suoi cugini di primo grado. Accettava i consigli quando noi eravamo, ci invitava diciamo, al mugello di qua e di là, e ci chiedeva alcune anche per essendo di mestiere, ci chiedeva alcune informazioni così. Lo omaggia anche il campione del mondo Max Biaggi, che con Ivano Beggio e l'Aprilia ha iniziato la sua brillante carriera. Con te ho condiviso i momenti più belli della mia carriera agonistica, scrive. Era l'uomo che ha sempre creduto nei suoi sogni, come racconta lui stesso in una delle sue ultime interviste. Io ho fatto altro che andare a prendere i componenti con quello che guidava il furgoncino nelle varie artigiani o aziende che facevano componentistica, li ho portati a casa e piano piano mi sono costruito il primo motorino, che era un cinquantino sportivo. Anche il presidente del Veneto, Luca Zaia, lo ricorda come una persona davvero speciale. Io ho avuto modo di conoscere, di parlarci assieme, ed è stato un grande imprenditore oltretutto, oltre che uomo di cultura, conoscitore e scopritore anche, no? Un grande camminatore, perché mi raccontava delle sue avventure con Santiago di Compostela. E la sua Noale sta già pensando a un evento in sua memoria. E da qui era nata un po' così, seduti prima a pranzo e poi qui in quest'area, ecco l'idea di dire ma sarebbe bello riportare un evento di Moto Aprilia annuale, ecco. La vita e il tempo non ci ha consentito, ecco, questo progetto insieme a lui, ma credo che sia dovere di tutti, ecco, comunque portare avanti anche il suo ricordo legato alla moto, all'Aprilia annuale. Ivano Beggio, per tutti l'uomo dei sogni. Ho detto, quando diventerò adulto io voglio fare moto.